Qua abbiamo quasi finito, sto facendo un time lapse che poi lo metterò nel video musicale all'inizio, sai, qui con musichetta, qui vai. Direi che il lavoro prosegue bene come sempre. Oggi è la giornata dedicata interamente al lavoro. Questa è la vista della cucina, praticamente la zona residenziale e un parchetto dove la gente porta i cani. E dal cesso, perché mi piace far vedere sempre a vista del cesso, niente, questa ciclabile in riva al mare. Ripeto, nulla di che, però sono a 2 chilometri dalla mia ex casa. Ciao, vedremo poi se trasferirci sempre qui ad Ear, ma in un altro parcheggio. Ricordo, lo anticipai già fin dall'inizio, che qui i parcheggi, soprattutto per i camper, insomma non esistono. Vediamo di trovare qualche stradina di periferia, magari interna, giusto per essere più vicino alle attività, ma forse anche no, perché scusa un attimo, ma fa così schifo lavorare con il mare davanti e con l'isola di Arran? Cioè, quella è un'isola praticamente disabitata, tra virgolette, no? C'è qualche casetta, campi addirittura, e ci arrivi tramite il traghetto. Niente, vedi, agli scozzesi piace andare a abitare anche le parti più sperdute, però sempre nel rispetto della natura, anche perché insomma forse nei video non l'hai capito bene, lo capisci meglio guardando le mappe, Google Maps, magari con la vista satellitare. Diciamo che c'è molta natura estremamente incontaminata e poi ci sono delle zone abitate divise in due tipologie. Allora, la prima è la classica, tipo dove sono io, a Modicità, con i quartieri, addirittura anche i condomini, ok? E quindi la classica, ok? La classica città, il classico paesino. Poi c'è la Scozia abitata, un po' la Scozia antica, diciamo, la quale è molto naturalistica, molto selvaggia, non completamente selvaggia. Questo non completamente dipende da dei piccolissimi borghetti, si intende a volte anche di 10 case, ok? Dalle 4 alle 15 case, ciappe. E poi dalle classiche fattorie, quindi in mezzo a tutti questi grandi pascoli di bovini che sarie vacche e ovini che sarie pecore, o le chips, ci sono queste fattorie che sono queste casette con in parte il fienile piuttosto che il capannone per il trattore, capito? Queste piccole fattorie. E questa è la Scozia, ecco, te la descrivo appunto in questa macro visione, in quanto dal video non capiresti, perché andiamo a vedere ogni volta singolarmente dei pezzi di rettangoli di visione e tu da lì giustamente non puoi avere un'idea. Posto tattico, come puoi vedere stiamo guadagnando 22 passaampere ora solo con i pannelli solari, nonostante l'inverter e il computer acceso. Scusate i dettagli tecnici, ma ai miei amici camperisti queste cose interessano. Ho il pieno di GPL, con il quale posso eventualmente far andare anche il generatore in caso di necessità, ma qui a tipo 4 km c'è un campeggio che ricarica il GPL, quindi è il top in assoluto. Ho 270 litri di acqua caricata, è il massimo, sai? E basta, direi che proprio è tutto al top, quindi sto veramente tranquillo qui. Non la percepisco più tanto come una zona sicura come lo era un tempo, e questa credo sia l'unica cosa che ho percepito di diverso di Ear. Esatto, sì. Attenzione, ieri sera sono andato a farmi un giro sul tardi, devo dire che sotto l'aspetto sicurezza è rimasto, o meglio percepisco che sia rimasto tutto come un tempo. Ci sono i classici ubriachi che urlano, scherzano, eccetera, i ragazzi che ti fermano, ti chiedono se hai filtrini, quelle cose lì, ma non... c'era anche un tempo, insomma, ecco, cioè vedo anche le ragazze che camminano da sole per le viette, quindi
non ho percepito, non ho visto brutta gente, ecco, solo i locali altizi come sempre, perché qua gira tantissima droga e tanto alcol, insomma, ecco. Trainspotting non l'hanno girato qui, voglio dire, a caso, quindi niente, è inutile far finta di vedere il mondo con gli occhi della Walt Disney, guardiamolo con gli occhi della realtà, insomma, ecco, se è una caratteristica. Il ragazzino che passa di qua e mi dice, proprio con questo modo di fare molto gentile, educato, che bella fotocamera, insomma, ringraziato. Poi passa uno in macchina, incroci lo sguardo e ti saluta. È rimasto tutto come l'avevo lasciato e inizierai a capire coi video il perché della mia ossessione con questa Scozia, insomma, ecco. Guardate l'aereo, quello che prendevo una volta. Eh sì, perché qua di là, appena di là c'è l'aeroporto di Glasgow. Se vedi che filmo posti strani nei clip musicali è perché hanno per me un valore affettivo molto grande, tipo quel coso lì, vedi? Ora è una parruccheria, un tempo era un pub lì dove mi organizzarono la festa d'addio per quando siamo decisi di tornare in Italia. Ok, entro lo stesso, mi prenderò un po' di carne. Ho sbagliato strada, porco cane. Devo andare in centro ad Ear. Speriamo di uscire. A fianco a quella accesa, invece, qua in uno di questi condomini, mi ricordo che feci un festino a casa di una ragazza. Il festino è molto particolare perché sai che qua in Scozia veramente che bei ricordi, che bei ricordi. The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Since those summer days among the fields of barley, see the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Se vedi che filmo posti strani nei clip musicali è perché hanno per me un valore affettivo molto grande, tipo quel coso lì, vedi? Ora è una parrucchieria, un tempo era un pub e lì è dove mi organizzarono la festa da Dio per quando, diciamo, decisi di tornare in Italia. A fianco a quella accesa invece, qua in uno di questi condomini, mi ricordo che feci un festino a casa di una ragazza. Il festino è molto particolare perché sai che qua in Scozia veramente che bei ricordi, Fioi, che bei ricordi. Eccola, e anche oggi quei 12 km di camminata li abbiamo fatti. Siamo arrivati da Curis. Da questo momento in poi credo che arriverà nel canale la Osmo 4. Non dici più neanche con tanto entusiasmo sta roba, perché sai che poi tra 6 anni tipo ci sarà la Osmo 42, tipo gli iPhone, no? Presente a scena del Trainspotting. Io caro zucchette dentro. Ok, eccoci qua, iniziamo con i primi test. Alcuni miei amici erano curiosi di questa telecamerina e dico che sto registrando con il suo microfono, vedo il volume che ogni tanto va troppo su, forse c'è da abbassargli il volume, forse c'ero troppo vicino alla bocca, non lo so. E sto registrando in D-Log a 10 bit e quindi vedrò dopo cosa combino in post produzione, perché non ho mai fatto la color correction, quindi vediamo cosa succederà. Sto imparando un po' i tracking e le cose, è una cosa fantastica. Non sto usando il filtro grandangolare che è nello zaino, è piccolissima, pensavo fosse molto più grande, quindi è perfetto. È leggerissima, devo ancora vedere i video, quindi andremo a registrare e vediamo che succede. È anche discreta perché la gente manco capisce che è una fotocamera, poi puoi parlare anche piano perché il microfono ce l'hai qui. Saluta il pulmino. Vabbè, vieni qua, ara al mare mentre che te parlo, ti sto portando in centro ad Ear. Ho voluto aspettare che arrivasse questa telecamerina per iniziare a girare un po' il tra virgolette vlog, o meglio, nei video musicali ho girato qualche clip con la Sony. Certi punti tu ti sarei anche chiesto ma che cacchio filma questo? No, c'è il suo significato, perché certi erano magari condomini dove avevo compagnie, piuttosto che la libreria dove andavo a connettermi ad internet e via discorrendo, no? Per mandare le email, esatto, c'era già la tecnologia che iniziava ad avanzare quella volta. Basta, e pertanto ora con lei ti descriverò tutti i punti. Vara coccai che svoia, vara quanti, vara coccai che svoia. Allora, innanzitutto voglio descrivere il parcheggio del camper che troverai sulle mappe delle puntine. Allora vedi, il camper è in Tantamona laggiù, girati di qua. Sei vicino a questa specie di porto, diciamo, devi farti 2 chilometri, diciamo, di periferia per arrivare al centro. Ognuno valuta poi cosa fare, c'è un campeggio sulle 60 euro al giorno, altrimenti puoi parcheggiarti anche lì vicino al centro, però non puoi dormire la notte e il parcheggio è ad ore, ovviamente a pagamento. Altrimenti ti fai quei 2 chilometri, cosa vuoi che siano, non te mori, no? E hai la vista del mare, sei a 4 metri dall'acqua. Ecco, qui stiamo iniziando ad andare in centro città, non so se si sente già il casino. Per qualche sconosciuuto motivo io questa parte non l'avevo mai frequentata. Ah sì, qua va tantissimo la vasca da bagno, ce l'avevo anch'io. Qui si vive tutto l'anno, però al suo periodo migliore, diciamo, durante i tornei di golf, quindi sono durante la primavera e l'estate. Per questo motivo molti negozietti sono ancora chiusi. Per carità, siamo ad Ear, ma non ancora nel suo cuore. Il suo cuore inizia dopo il ponte, adesso vedi. Se non ricordo male, quella era la chiesa dove ho portato la mamma e la nonna e una sorella a Natale a messa. Contemporaneamente mostro il tutto anche al mio amico Mauro. Guarda Mauro, quella era la libreria. Resta ancora quel bellissimo ricordo di quando Antonio, che era il cuoco di Roma,
era lì che mi aspettava che passassi dalle scale, ma era talmente indormenzato che gli sono passato davanti e non si è neanche accorto. Tu mi dirai, ma perché ti aspettava lì all'uscita? E un giorno lo racconterò, forse, dai, sì. Io ne ho combinate tantissime io qua. Guarda, questa è una delle tantissime chiese abbandonate a se stesse. Guarda il lucchetto che l'abbandona a se stessa. Ok, qui inizia la vera Ear dopo i ponti, vedi ci sono tutti i ponti che collegano e portano ad Ear, dove c'è la torre dell'orologio, che è un po' quasi il simbolo di Ear, la torre dell'orologio e il ponticello fuori dalla casa del poeta nazionale Robert Burns, che ricordo è nato qui, North Argus Street. E dopo la chiesa abbandonata, ovviamente io queste cose le avevo già rivissute l'altra sera, adesso te le sto filmando, ho voluto vivermele bene nella realtà, cioè proprio con tutte le emozioni possibili, per poi filmare. Ecco, in uno di questi appartamenti si svolse un festino abbastanza, diciamo, epico, un capodanno. Sì, un capodanno, mi ricordo che cambiai 3 case, cioè praticamente qua in Scozia fai amicizia con una persona così per strada, con un ragazzo o una ragazza, ti ritrovi a casa sua a bere, a far festino, a far baldoria con tante altre persone, e il capodanno appunto puoi cambiare senza rendertene conto varie case e anche varie città. Mi ricordo, perché io ero anche a Ciuco, che era Capodanno che a volta, però guardati la città, mentre dico però, quando chiamai il taxi, cioè per spiegargli dove ero, io non avevo la minima idea di dove ero, allora chiesi ai ragazzi che erano lì con me dove ero, l'indirizzo, e il taxi mi venne a prendere. In realtà in questo caso ero tipo a 300 metri da casa, una roba del genere. Se non mi investono, mi metto qua qui nonetti. Eccoci qua, questa è la vista dal ponte. Io passavo in questa zona e non oltre, per andare al supermercato che era lì. Aspetta che te zoom un fiac, sta roba che anche il zoom, guarda che figata. Ovviamente adesso non c'è più, era l'Asda, è stato spostato. Ciò per me era magico perché aveva un sacco di porcherie, cioè sia come quantità che come tipologia. Sai, all'epoca da noi in Italia non è che c'era tutta sta scelta, c'era la Coca-Cola e la Pepsi. Qua avevi già ancora 25 anni fa la Coca-Cola alla marina e la Coca-Cola alla vaniglia, in più dopo non ti dico tipi di patatine, di cose che non c'erano. Ok, ora devo rigirare di qua però, perché vediamo. Dopo questa, vai, vi porto a vedere una cosa veloce di qua e dopo ritorniamo sulla principale. Ecco qua c'era un bel pub una volta in riva al fiume, dove si era tenuta la mia festa di addio. Ora c'è un pizzaioli, che è una catena di pizze, e questo barbiere qua, The Hair and Beauty Club. Anche da qua si arrivava a casa mia, però voglio arrivarci per la principale e farti vedere un po' di centro. Eccoci qui in centro, questa è la famosa torre dell'orologio di Ear. Aspetta che sto imparando col joystick qua a regolare, vado ancora troppo veloce. Qui in questo cinese venni una volta e avevo coraggio. Guarda che provo ad andare piano, sto ancora prendendo confidenza con la camera, fioi. Eccolo qua, guarda che sale piano. Devi andare con precisione millimetrica, ma appena impari riesci a fare anche cose molto carine. Guarda che spettacolo del palazzine. Guarda, ambulanza, minchia, quanti decibel là. Eccoci qua, il famoso Westkirk Wetherspoon. Vediamo se c'è posto dentro. Qua venivo in pausa pranzo con Mauro, è una chiesa sconsacrata. Era? Ancora? Ok. E puoi sederti e cavarti una biretta, guarda che spettacolo. Wow.
No, vabbè, fai una pinta di birra che è più di mezzo litro, 2,20 £, è tipo 2,50 €, 2,60 €. Sì, pensate che questo era il pub costruito all'interno di una chiesa sconsacrata dove venivo in pausa pranzo. Fa parte di una catena, dovrebbe chiamarsi J.D. Wetherspoon, la quale costruisce i pub nelle chiese sconsacrate ma anche in palazzoni veramente particolari, epici, grandi, sfarzosi. Ce n'è uno anche a George Square a Glasgow. Vedo che avete già notato la particolarità di questo pub è che qui non c'è musica. Mi hanno appena chiamato i carabinieri di non so quale paesino del Friuli per dirmi che è stato trovato il mio portafoglio. Io gli ho detto ovviamente senza soldi, certo, sì, esatto, perché mi era stato borseggiato quella volta all'Aldi di Gemona del Friuli. Allora gli ho dato l'autorizzazione a distruggere tutto, insomma, ecco, a mettere a verbale che gli do l'autorizzazione a buttare via tutto. Devo fare il prete, invece vado in bagno, toilet, this way. 1, 2, 3. Quanti ricordi, fioi. Quanti bei ricordi. Bei ricordi, ma non mi ricordo dove si i cessi. Mi ascolti i cessi. È un labirinto, fioi. Che non è che bei ricordi. Sono felice di esserci tornato. Sì, che veramente era una delle cose proprio del mio paese da rifare. Quello è il Treehouse. Qui mi ricordo un Halloween con un tipo un po' drogato che si mise davanti a noi nel tavolo a fissarsi, poi arrivò, butta fuori, l'ho preso per il copino e lo lanciò fuori. Giustamente si butta fuori, no? Aspetta un attimo, prima di andare a casa andiamo a vedere gli altri pub. Wow, quante serate qua. Allora, qui c'era il mio primo fish and chips da qualche parte. Wow. Ok, non c'è più. Ah cazzo, è cambiato tutto. Qua c'era il MacArthur, era il pub dove si andava sempre, ora si chiama Mulligans. E poi c'era il Club de Mare e il Madison, che erano le due discoteche che ora manco esistono più. Una si chiama Golf, eccolo qua. Niente, non c'è più il MacArthur, che peccato. Questo ora si chiama Golf Fix, era il Club de Mare, un night club, quindi una discoteca. Il Madison non mi ricordo dov'era, ma credo non esista più neanche questo, ora cerco nelle mappe. Nel Madison all'epoca suonava anche Puff Daddy. Ok, me ne vado con un piccolo amaro, però insomma era un pub che ci ha passato veramente tante serate. Il MacArthur era bellissimo dentro, Vabbè, forse il Madison era questo, sì, perché allora questo era il Club de Mar e quello dove c'è scritto Golf Fix era il Madison. Ok, credo che sia così. Sono passati comunque 23 anni e mezzo, insomma, non è poco. Questo era lo Spar dove lavorava la mia morosetta, la Natalie. Sì, non dovrebbe essere tanto simpatico rivederla. Guarda il coccaglio. Perché all'epoca praticamente me ne andai senza dire niente, in quanto avevo un'altra morosetta, diciamo, in Italia, con la quale un po' mi sentivo. Insomma, ho fatto anch'io la minchiata quella volta. Si era giovani, dai. Poi a me fa sempre pena ricordarla. D'altronde quando fai, diciamo, il male a qualcuno poi ti resta il senso di colpa per sempre. Almeno a me, insomma, dopo altri può fregargliene una zippa. We also have just the packer ones, but they're just like that, just very thin. Yeah, mountain bike usually is better this one. And can I try it? Yes, yeah, the fit room's just behind this wall here. Ok, so I think M, maybe. Thank you very much. Vediamo la taglia, perché non ho in previsione di ingrassare. M, perfetta. Ok, ho fatto sia ho trovato sia le braghe da pioggia che lo zainetto,
che il marsupio, tutto in quel negozio di articoli da montagna. Questa zona qui avevo preso il mio epico costume da Scary Movie, il quale poi è stato perso ovviamente, e poi mi ricordo la falce mi fu sequestrata nell'aeroporto di Londra. E qua, beh sì, è vero, molti negozi sono cambiati. Feci la mia pseudo prima colazione scozzese, diciamo cappuccino e salsiccia, nel negozio del CP. Mi sto pissando addosso. Cioè, entri in un pub, ti prendi la birra e ti scampa ancora più a pissare. Guardi bosco, manco da noi esiste. È il sugo della molisana, incredibile. I baiocchi al pistacchio, il pan di stelle in formato mignon. Questa è l'Honda Rebel 1100, la moto che ho provato 3 volte. È una moto da anziani fantastica perché è comodissima, ti stravacchi fuori maniera. In più ha il cambio sequenziale, cioè c'è l'anche automatico, vabbè, ma chi se ne frega, ma c'è il sequenziale. Aspetta che se non mi pinciano sotto, dentro sta scorciatoia c'è la strada che porta a casa dentro la banca del Royal Bank of Scotland. Yes sir, remembero. Esatto, ci siamo, occhi offioi, dritti ancora di qua. Esatto, scorciatoia trovata, vi porto a vedere casa mia. Si gira di qua, successivamente c'è un'altra scorciatoia che si gira di qua. Nella mia visione del mondo ogni strada che porta ad un posto senza perderti è una scorciatoia. Poi giri a destra di qua. Mamma mia che trip, speriamo di non trovare a padrona di casa. Praticamente quella volta ero in nero qua come lavoro, tutto in nero, Dio caro. E mi aveva detto che era 50 pound alla settimana, bollette incluse, tutto incluso, va bene. Ma zia vuole che il giorno in cui si sparse la voce che io volevo tornare in Italia, ma zia arriva la busta a me e agli altri con 700 pound a testa di tasse da pagare. C'erano 2.100.000 lire. E io mi ricordai quella volta. C'era un... No, guarda, adesso senti anche le macchine, senti. Gli uccellini nelle macchine. Quella volta c'era un silenzio tomba, un silenzio epocale, e io iniziai a farmi la valigia. Arrivò Antonio il cuoco, entrò nella porta di camera mia, mi guardò e mi disse non pensarci neanche. Io lo guardai e risposi sì. Insomma, andai giù, guardai se c'era la padrona di casa, non c'era. Eccoci qua, fioi, è questa. Dopo ti continuo. Tanto a suspense, questo è il 24 Eglinton Terrace, eccolo qua, io abitavo qua, nella stanzetta sopra, ok, aspetta che vado avanti, che non mi riconosce a padrona, insomma praticamente controllai che non ci fosse nessuno, ok, c'era via libera, c'era il legno che scricchiolava sotto la moquette, io che camminavo a rallentatore, c'era roba da film proprio, arrivai all'uscio di casa, guardai a destra, guardai a sinistra, c'è questo silenzio tomba veramente da film western e via di corsa, taxi! E stetti a casa di Mauro per tipo 2 o 3 giorni, la Natalie Poreta che mi cercava e basta, e dopo andai in Italia e interruppi così la mia avventura. Il prossimo step doveva essere l'Australia. Io volevo andare in California, però posti non ce n'erano, l'ho trovato in Australia. E invece niente, il destino mi riportò in Italia, ma io credo che tutto sommato va bene così. Il motivo per il quale tornai in Italia fu molto divertente, molto ormonale, e durò tipo 8 anni. E per quello dico, ma va bene così, insomma ogni cosa a suo tempo, è capitato sempre tutto al momento giusto, sì, direi di sì. Ok, ora ritorniamo indietro, sempre sperando che Apparona non sia ancora viva, ok? E ripercorriamo la strada che facevo per andare al lavoro, da casa al lavoro. Quindi un flashback mi è venuto il figlio della padrona di casa che era lo spacciatore della zona, diciamo. Una sera lo trovammo sotto alla jeep del geometra, che era un altro che conviveva con noi,
un geometra inglese, e con la pioggia perché sua mamma l'aveva sbattuto fuori casa e così lui quella volta dormì sotto la jeep del geometra, sempre immaginarti la scena. Che quante che ne sono, quanti festini dentro sta casa, fioio, non avete la minima idea, non avete la minima idea. Poesia de continuo, ma non per me, per il ciccio, è sempre colpa sua, Christopher, il figlio da Parona, zio caro, mamma mia, ecco, ho perso i video quella volta, mamma, va bene, è stato un bel passato. Ad ogni modo, ecco, esco di casa, mi accingo ad andare al lavoro. Non la riprendo tutta, se no è anche un pochino lunga, insomma, ecco. Vedi, appena fuori casa avevo i campi da tennis, il vicino con l'Opel Speedster rossa che ora l'ha venduta non ce l'ha più, e poi guarda qua che spettacolo, abbiamo la St. John's Tower, la torre di San Giovanni credo. Pensa che questo edificio qua è stato costruito proprio a 10 metri da casa mia, o meglio, prima era stato costruito questo, è del 1200, poi fu costruita a casa mia. Questo è l'edificio più antico di Ayr. Ti dico cosa racconta Paul in merito a questa torre. L'edificio più antico di Ayr è una parte importante della storia scozzese. Il Parlamento scozzese si riunì qui con Roberto I di Scozia, John Knox predicò qui e Maria Stuarda passò di qui. La torre è tutto ciò che rimane di una grande chiesa dedicata a Giovanni Battista. La chiesa fu conquistata dai soldati di Cromwell come parte della cittadella difensiva e utilizzata come magazzino e torre di avvistamento. Ecco, mentre io nella mia ignoranza e nella mia semplicità la vedevo come un'abitazione e fantasticavo sempre di avere le varie stanze, ognuna per ogni piano, e dall'ultimo piano io con la balestra che sparavo alla gente che passava. Beh, insomma, proseguendo e lasciandoci a sinistra la torre, ah sì, casa mia era il 24 Eglinton Terrace, leggi qua. Abbiamo ora due strade per andare al lavoro. La prima, la classica, quella dritta, che stiamo facendo ora, e la seconda un po' più romantica, eccola qui, è quella per la spiaggia dove ogni tanto passavo. Ho anche un ricordo molto profondo di quando ero appena maggiorenne, me lo ricordo come fosse ieri. Io andai, era sera, era buio, andai in riva all'oceano, misi la mano nell'acqua e dissi a me stesso, io sono nello United, cioè io un bocetta appena maggiorenne che prende e gira il mondo, va a vivere in Scozia, cazzo. Cioè, era una cosa molto grande all'epoca, ora forse è normale, sai, con tutti i voli che ci sono, internet, eccetera, è una cosa normale. Una volta no, era una cosa a dir poco epica. Questo edificio enorme che vedi qui è la Corte dei Giudici, è enormissimo, è una specie di tribunale, diciamo. Cioè, no, non è che è una specie, è il tribunale, solo che qua la chiamano la Corte dei Giudici. Questi dovrebbero essere i cosi per i muslims. Siamo quasi arrivati. Qua a volte tagliavo per la piazza che è Wellington Square. Guarda che bella, pulita, ordinata, con i tulipani, senza spazzatori, senza nessuno che ti pianta il coltello e ti rapina. Ma che bello non essere rapinati col coltello, eh? I milanesi invidiano questo elemento. E l'altro tracciato, l'altra direzione è quella che facevo più spesso. Peccato che sei i lavori in corso, perché era spettacolare sto edificio. È questa, dove qui all'angolo trovi questo bellissimo parco, guarda, enorme, con quella specie di castello a 4 torri. Aspetta che te zoomo, tac, in realtà è un ristorante, e quello lì in fondo che è veramente un castellino, tac, non so se si vede, tac, distributore d'acqua gratuito, il fish and chips che è a dir poco il cibo nazionale. Proseguiamo verso il lavoro. Altre barriere anti-muslim, e questo alle mie spalle, il Wellington Bar, era un bar sotterraneo dove si andava ogni tanto perché è attaccato al lavoro. Ritorniamo dentro a Wellington Square. Anyway, eccoci qua, dove tu leggi ora Air India. Quello era Pierino's Restaurant, dove ho avuto i ricordi più intensi della mia vita, proprio perché ho fatto questa avventura quando ancora, ripeto, non c'era internet, non c'era gli smartphone, non c'era quelle distrazioni, quindi tu c'eri veramente dentro in ogni cosa che facevi, veniva amplificata fuori maniera. E in più, vabbè, l'ho spremuta la Scozia, dai, cioè non ho visto tanti posti particolari, però
quello che ho visto l'ho vissuto molto intensamente. Qua dovrò venirci anche a mangiare accidenti, anche se è un indiano e anche se hanno stravolto completamente il tutto. E questo è il Majestic, anche quello comunque ha un piccolo valore per me, è un cash and carry dove il capo ci aveva portati per cercare l'Aperol e niente, proprio l'Aperol non esisteva in tutta Scozia proprio. Quindi ricordati che se vuoi venirti a fare una vacanza un periodo qua in Scozia, l'Aperol non esiste. Che strano, è strano perché comunque passano gli anni e dentro di te tutto cambia, cioè comunque diventi un altro, muori e rinasci, dico sempre io, e quindi vedi il tutto con occhi diversi, a parte vabbè qualche flashback che ti torna indietro delle cose che hai fatto, ma per il resto vedi veramente tutto con occhi diversi, come fossi completamente un'altra persona. Cecchinis, uno della concorrenza, Piero Poretto sicuramente sarà morto visto l'età che già aveva, però diceva sempre io quando sarò più vecchio chiuderò il ristorante, e lo ha fatto, ha detto i figli sono grandi e vado nella foresta di Tenebrae e sto là nella capanna a vivere di caccia e pesca. Secondo me Piero l'ha anche fatto. Io a Tenebrae in cerca di quella capanna ci tornerò, però non conto di trovare né lui né l'io, perché insomma già all'epoca avevano 60-70 anni, quindi sono passati quasi 25 anni, insomma ecco. Cos'è la Vifioi? Il Treehouse qua dietro ormai è diventato, come quasi tutti i pub, il classico, diciamo, locale gourmet dove mangiare. Il coso spunde prima, il Westkirk. Non mi stancherò mai di dirlo e di ripeterlo, certo non è una Edimburgo, però insomma questa era il mio paesino, quindi per me è tanto, cioè vale molto di più di una qualsiasi Edimburgo, di una qualsiasi Glasgow e via discorrendo. Ci ho piantato le mie radici, le radici della mia indipendenza, cioè qua mi sono sentito veramente un grande, ripeto. All'epoca era normale, cioè, le compagnie andavano nel baretto del paese, discoteca, e quella era la vita. E io ho vissuto questo enorme contrasto, questa estrema, guarda che devo suonare l'allarme, questa estrema differenza nel fare questa avventura. Aspetta, non è finita la rievocazione, se non rifaccio anche quel ponte e vado a vedere l'ex Asda, l'ex supermercato, insomma, ecco, perché anche questa era una cosa che facevo molto spesso, una strada, una mia quotidianità. È giunta anche l'ora di andare a casa intendo quella con le ruote, perché veramente ho le gambe parecchio provate, perché faccio minimo 10-15 km al giorno, in più tutte le mega girate in mountain bike, e, insomma tutti i giorni è duretta. Per quanto possa sembrare blasfemo, ovvio che proverò il McDonald's di Scozia, perché sai che in ogni stato che vai il McDonald's cambia, non è uguale dappertutto. Scusate i video lunghi, però vabbè, magari anche una roba per me, cioè portate pazienza. È importantissima sta roba, è la parte più figa della mia vita. Ovvio che non posso spiegarla, non posso replicarla, è ovvio, perché è un'emozione, è una sensazione, come puoi buttarla giù? Cioè, i poeti si sono fatti un culo tanto e l'hanno capita una persona su 1 milione la loro reinterpretazione delle emozioni. Vuoi che ci riesco io? Che le Mirko che ne sa? Oh, che mazzamaco WhatsApp! Dai che è venerdì! Ciao ragazzo, te in diretta, saluta a tutti! Saluti! Ciao, eccola, buon. Fioi, adesso serie perché mio Mirko sa tirare porchi dai. Buon, ciao. Questa è nuova, questa voglio filmarla perché è anche molto interessante e è comunque un pezzo di Scozia importante, perché sai che il fanatismo religioso purtroppo ha rovinato e ha fatto soffrire tutto il mondo, non solo ti te pensi là, al bar là, che robe là, no, molte cose brutte da parlare, non parliamo solo dell'Inquisizione ma anche delle rappresaglie che si facevano in fai da te in molti borghetti,
tipo c'era una che studiava o si comportava un po' diversamente, la additavano come strega e gli dava fuoco. Vedi qua c'è scritto Memory of Janet Sower, in memoria di questa Janet. Probabilmente questa cosa l'hanno scritta gli antenati, cioè non gli antenati, quelli della sua famiglia, insomma, e executed, l'esecuzione, come si dice, che è stata, vabbè, insomma, è stata, oddio, non mi viene il termine, in questo giorno di aprile del 1658. In sostanza c'è scritto che le sue ultime parole sono state registrate e descritte come la sua risposta al re William, e ha chiamato i nomi di altri possibili streghe piuttosto che offrire il suo amore cristiano in questo momento finale, in questa esecuzione. No, Fioi, non diamogli tanto dei trogloditi, perché anche noi in Italia non eravamo messi meglio. Pensa che queste cose qui in Spagna piuttosto che nel Regno Unito risalgono al 1200, per carità, sono continuate poi per altri 200 anni circa, ma in Italia ricordiamoci sempre che noi siamo stati, se non erro, gli ultimi a protrarre queste idiozie. Abbiamo dato fuoco a un filosofo, si chiamava Giordano Bruno, in piazza a Roma, in piazza Campo dei Fiori. Ora c'è vedi com'è strana questa nostra società, ora c'è la statua che lo commemora come un martire, ok? Quindi, non so, in un paese cattolico viene messa una statua dedicata a una persona e indicata come martire dallo stesso paese cattolico, cioè capisci? È bellissima sta roba, io le adoro queste cose, sono fantastiche. È un po' come che Papa Mario Rossi I accusa di eresia, gli dà l'auto da fè al sottoscritto e niente, che dà fuoco in piazza, no? Dopo neanche tanto tempo, cioè tipo 100 anni, tutto questo però non è più normale. E ora Papa Mario Rossi o Mario Bros II non vede più questa azione come un qualcosa di lecito, cioè è lecito dare fuoco a uno perché non si sottopone al mio volere, al mio potere. No, perché ora è cambiata la percezione collettiva di queste cose e c'è più il peace and love, quindi chi fa queste esecuzioni, chi diciamo acquisisce il potere con la forza è il cattivo, chi racconta il peace and love è il buono, e quindi il cattivo è diventato il peace and love. E nella stessa piazza, nello stesso gioco, dice Poiretto, quello lì che è stato ucciso da noi. Riassumendo, questa è una panchina dedicata a tutti gli uomini e donne accusati di stregoneria durante questo oscuro periodo della storia scozzese nel sud dell'Ayrshire, che è dove siamo noi. Puoi scrivere un fiappi? L'economia gira molto anche sul cibo, nel senso che qui, come in molti altri paesi d'Europa, si usa molto mangiare per strada, il famoso street food, ok? Per motivi lavorativi o quant'altro non c'è sempre il pasto, ok? Si mangia fuori, snack, bibite, porcherie, kebab, pizzette, panini, indiano, cinese, thailandese e via discorrendo. Allora ti secco avere un Ferrari del genere blu, bisogna essere proprio tipo avere un Ferrari blu. Ah sì, aspetta, gira di qua, è vero, voglio rifare la strada della spesa, questo me lo ricordo particolarmente. Un tempo era un pub, in quanto andando a fare la spesa vidi che c'erano, no, adesso cosa è diventato? Una casa? C'erano le vecchiotte con 5 gin tonic seccati davanti alle 2 del pomeriggio. Guarda che razza di cose strane. Il Black Bull, il più vecchio pub in Air, 1754. Ok, have a nice time, bye! Dopo va conto, praticamente mi è arrivato in conto lui l'imbriago e niente, mi ha iniziato a ciaccolare, insistiva per offrirmi una birra, sì, una brava persona, me sbrasea, sono così qua, quando sono ubriachi il 90% delle volte è così. Vedi lui le là, fuori dal pub, dal Black Bull, vedi quello con maglia arancione,
e devo aspettare qualche duni che per star là a attaccare il bottone. Ovviamente vedi, non che passa, guarda che robe. Sono le... aspetta che guarda che ore che sono. Se è da noi che trovi l'ubriacone è perché ti chiede i soldi della birra, qua è il contrario. Sono le 18:37. Infatti ora di stasera è 9. Ah sì, aspetta, beh, perché io sono uno che non dà molta confidenza, sto molto nelle mie, non mi piace neanche stare là troppo a parlare, soprattutto magari con sconosciuti. Allora, dove c'è scritto T-Max lì, quello era l'Asda, era il supermercato dove io andavo sempre a fare la spesa, insomma, ecco. Quindi andavo dall'Asda lì, c'è quella stradina lì, arrivavo lì al ponte a sinistra, e dopo subito a destra era la strada magari meno bella, perché il bello è di qua, a sinistra il centro, andavo di là, c'è la scorciatoia e a sinistra ero già a casa, sarà stato tipo 1 chilometro di strada. Poi chiaro, un ragazzino dall'altra parte del mondo vede tutto ancora più grande di quello che è, questo è chiaro. Cosa molto importante, che non ce la dimentichiamo, siccome ho paura di dimenticarmene, preferisco rifare tutta la strada, ritornare alla strada del lavoro per fare quella cosa molto importante che adesso faremo assieme. Vabbè, sono altri chilometri e chilometri, ma ne vale la pena per me. Questo negozio me lo ricordo semplicemente quella volta appena arrivai, forse perché è stato il primo, chiesi qui se avevano l'adattatore della corrente per il mio computer. È comunque anche uno dei negozi più menzionati nei miei ricordi, in quanto io ricordavo sempre Air come un insieme di tutti questi piccoli negozietti, ognuno che vendeva la propria cosa, e oramai uno alla volta, insomma, un po' stanno quasi andando. Io direi di qua e dopo di là. Renaldos, mi ricordo qua ho preso il primo gelato, solo che non c'è nessuno di italiano qua, sono tutti scozzesi. Sentire porchidare i ragazzini ti fa solo cadere i coglioni, perché qua d'altronde in Inghilterra e in Scozia più di fucking non sanno dire, cioè niga bestemmie, niga altre parole, niga niente, niga solo che fucking, qualsiasi roba del mondo con parola fucking davanti. Tipo, aspetta che ora attraverso a fucking street, vedi tu, vado in a fucking Wellington Square, dopo giro in a fucking destra, una fucking Audi, vedi tu, fucking tulipani, a fucking siepe, tutto così, prova a immaginarti. Quella volta io e Mauro avevamo insegnato un po' di porchi, tradotti letteralmente ovviamente perché qua non esistono. Ci siamo quasi, vi concedo anche una breve girata al parco, che è una delle prime cose che mi restò impressa, perché sai, insomma, comunque arrivi che non hai aspettative, dici madonna chissà cosa c'è, dove sai, capito? Io ero partito proprio alla cieca quella volta. E vedere tutto così bello, ricco, tutto sto movimento, sta gente allegra, imbriaca, socievole, fu un bellissimo impatto, tutti accoglienti, calorosi, sì, tutti anche al lavoro, proprio bellissimo, veramente bellissimo. E di questo parco mi ricordo appunto queste enormi distese di erba, sarà lungo, vada di là, va avanti per ettari, e mi colpì anche la pulizia, cosa che, ecco, se devo dire cos'è cambiato ad Ear, a parte qualche negozietto morto per colpa ormai non più tanto dei centri commerciali, l'America insegna sempre, e noi non stiamo mai ad ascoltare, e per tutti gli Amazon e tutte quelle cose che ci vanno dietro, hai capito? Quindi tante piccole attività non ci sono più, trovi proprio il chiuso definitivamente. E a parte quello la pulizia, tante carte in giro, mentre una volta non ne trovavi una, cioè trovi sempre migliaia e migliaia di bidoni, di squasse dappertutto, però carte, inspiegabilmente carte, lattine, questa cosa sì, con dispiacere devo dire, non la riconosco. Senti che refuada de ganza era il papà che è passato col bambino. Eccoti qua, mia cara vecchia Air, con i prati dove i bambini corrono felici, senza paura dei talebani che li rapiscono, li struppano, senza... Guarda, aspetta che non continuo, aspetta che taso, ma hai visto anche tu insomma in che posto siamo, non è certo una Milano, non è una Roma e non è una Firenze, quella feccia qui non la trovi. Ci siamo quasi, allora giro da qua. Beh sì, ecco un'altra cosa che ho notato, la gente, guarda che tettone che ha questa, la gente è aumentata a dismisura, veramente.
c'era tutta sta gente qua, Vabbè, seppur senza intimità, andiamo a fare la mia cosa preziosa che ogni tanto facevo tornando a casa. Io, vedi, passavo di qua, cioè ero da solo, cioè, non c'era tutti i bangla, sta gente, vabbè, dai, però immagina che non c'era nessuno all'epoca. Io arrivavo qua di sera di solito, perché mi avvicinavo all'acqua, mettevo la mano, la toccavo e dicevo io sono nello Unite. Magari non per rovinarmi il momento epico, ma oltre alla gente, secondo me non c'erano neanche tutte quelle case, io non ho ricordi. Ho ricordo sì di questa parte di penisola con questi colori sempre sfumati dalla nebbia, sai, da questa atmosfera scozzese, e dell'isola de Medesmente con sempre il nome lì, che è sempre affascinante da vedere. Va bene, dai, stavolta non ho detto toccando l'acqua sono nello Unite, ma ho detto insomma I'm back, cioè sono tornato, dai. E vedi, il mio camper è proprio dietro a quell'edificio lì che vedi che c'è il piccolo molo con il faro. Solo che per arrivarci purtroppo bisogna fare un po' il giretto dell'Oca, per quello sono 2 chilometri di distanza. Cerco di riprendere sempre con molta discrezione e l'Osmo Pocket qua me lo consente, perché qua la gente non è abituata a telecamere, riprese, foto, no? Sono l'unico che fa queste robe qua, hai capito? E quindi appena tiri fuori un attimo per riprendere una cosa si girano tutti. Ma anche con la macchina fotografica, se fai una foto, un tramonto o qualcosa, vedi. Però vedi, cosa bella, anche i ragazzi non hanno il telefonino, guarda. È vero, cazzo, ecco cosa ho notato. Guarda, giovani, meno giovani, nessuno col telefonino, ora anche questi. È vero, cazzo. È vero. Ora realizzo, diciamo. Se non ho mostrato particolare interesse è perché ovviamente l'avevo già girata più volte io la città prima di iniziare le riprese, insomma, ecco. Sono stracurioso di vedere come vengono i video con questa videocamera, cavolo. Adesso vado in camper e subito li scarico e faccio una prova su Final Cut, veramente sono stracurioso. Ugambert! Salutiamo Fio e la mia stradina, perché adesso non so se forse sarà l'ultima volta che la rivediamo. Vedi, poi, come ti anticipavo, in tantissimi posti in Scozia c'è il no overnight, cioè no overnight vuol dire non si può dormire qua, hai capito? Poi specificano con caravan, che sarebbe roulotte, e motorhomes, che qui sarebbero i camper. Ecco, sì, è vero, perché magari non tutti sanno. Solitamente si dice all'americana RV oppure campers, qua invece no, si chiamano motorhome. Me ce n'è voluto un pochino, ma ora ho rimappato tutta la città, sono di nuovo cittadino di Ayr. Guarda che bello, qua hanno appeso le teste dei politici come trofeo di caccia, no? Io avrei visto anche tutte le cose che volevo vedere, l'unica cosa che mi resta fuori è il college, l'Ayr College, dove si era andai mie Mauro, però è un po' lontano, quindi casomai o ci passo col camper o vediamo, insomma, anche quella è un'esperienza che ho fatto. Avevo anche il diploma da qualche parte, trovarlo. Va bene, dai. Ciao, come dice Gineprio, io sono a posto così, cioè non voglio fare tante foto, voglio averne quelle che bastano, dei posti interessanti. Ho fatto dei miei video e basta, il resto deve rimanere dentro la memoria, secondo me, perché a volte una foto, anzi senza a volte, una foto, un video non riesce a rendere giustizia né all'emozione del momento, quindi a quello che tu percepisci, perché ovviamente l'emozione non può stare dentro un video o una foto, e né anche, insomma, alle luci e ai colori, perché per quanto tu puoi essere bravo foto di toccare, la realtà comunque non la riporti. Ciao arrivederci, forse a domani, forse fra qualche anno, chi lo sa. Chiaro che non filmo perché è irrispettoso e giustamente anche qua si offendono magari se lo fai a loro insaputa, ma ti posso garantire che ora, come 25 anni fa, è normalissimo trovare dentro i pub
donne di 60-70 anni che ballano come ventenni, questo te lo assicuro. Per trovare una bottiglia non da 5 litri di cola. Ok, mi sto ripristinando con la lingua scozzese, quando mi parlano capisco al primo colpo, rispondo subito, sgaio, e quindi per me insomma è una gran soddisfazione, insomma, ecco, è bello anche condividere con voi queste cose, queste percezioni, queste piccole avventure, diciamo. Ecco, dai, a proposito di piccole avventure, sto qua è dal panificio, anzi è il panificio che adesso è chiuso, è molto curioso perché nel panificio trovi la carne messa qui in esposizione sotto il sole in vetrina. Voglio provare sta Osmo anche completamente in controluce, c'è proprio il sole che sbatte in faccia. Vediamo come si comporta al tramonto. Sto sempre testando la mia telecamerina, scusate Fioi, ma se è come penso sarà una cosa veramente molto molto pratica e bella da usare. Tanto che tiro tutti i miei imbriagoni. Ma aveva fermato sto qua chiedendomi se avevo qualcosa a bere, mi ha detto ma no, alcolico, qualcosa da bere, se io morire da sete, e ho fatto no, avevo solo che pane, scusa, e mi fa no, ma non devi dire scusa, me da mango, sì, è rimasta proprio come l'avevo lasciata. È dalle 7 di stamattina che cammino, sono le 8:30, vorrei ben dire, mi sembra lecito morire da fame, ai ai, quanto dolore, testo. Speriamo domani di riuscire ad andare a Glasgow. Testo come si vede con questa telecamerina quando era tutto chiuso qua nel camper, quindi negli interni come funziona, e non è la modalità low light, quella che si usa di sera e di notte, quella la proveremo più avanti quando andremo a Glasgow. Beh, ecco, vedi, cioè il fatto di avere come souvenir lo zainetto da mountain bike preso non tanto in Scozia ma a Dear non ha prezzo. Mountain Warehouse è una marca di articoli da montagna che ho trovato in un negozio di roba da montagna, quindi forse è anche buono, forse no, non lo so. Fatto sta è piccolissimo e almeno questo insomma è più facile da lavare, me lo posso lavare anche nel lavandino, zappa. I pantaloni che tanto cercavo, questi li ho pagati, però si sente che sono molto più robusti e hanno anche questa retina degli altri che avevo rotto. Sono i famosi pantaloni waterproof, completamente impermeabili, questo per quando vado in mountain bike con la pioggia o quando tira la pioggia e il vento che arriva in orizzontale, insomma, no? Intanto guardo anche come viene questo video, perché è veramente girato in una situazione estrema. Cosa significa? Siamo all'interno di un camper, non c'è più luce, e dietro il soggetto, quindi dietro a me, c'è la finestra grande e questo lucernario qua, quindi proprio la peggio cosa, la mia faccia non si dovrebbe vedere, insomma, siccome sono in controluce dovrebbe essere una silhouette completa, non mi si dovrebbe neanche vedere la faccia, quindi già dall'anteprima non lo so, mi sembra veramente molto buona sta videocamera. Bello anche il fatto che posso girarmi da altre parti e continuare a parlare, perché tanto il microfono è qua. Per lei appunto, o per lei e comunque anche per le uscite in mountain bike o altre cose, ho preso questo mini marsupio estremamente leggero, dove lei ci sta alla perfezione, in più ha un secondo mini scompartimento che può essere usato magari per 2 accessori che mi porto via, insomma, ecco. Sono molto orgoglioso di mostrare queste cose, non per le cose in sé, ma proprio perché saranno il ricordo che io avrò della Scozia. Cioè, ho tenuto tanto a cuore quel portachiavi in metallo con la bandiera scozzese, in più altre 2 o 3 minchiate che ho a casa, figurati il marsupio e lo zainetto. Ecco, cioè, li porterò con orgoglio durante le mie prossime uscite in Italia, veramente li porterò via con molto 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 orgoglio. Buonissima Fioi, la Murphy's, la straconsiglio, sa un po' da quel misto da cioccolato e caffè, veramente molto buona, eh? Pensavo fosse l'imitazione della Guinness, essendo irlandese, invece no, tutt'altro gusto proprio. Probabilmente Fioi voglio chiudere così la puntata e salutarvi dalla mia città, dove che strano, no? Perché sai, vado a casa, vado di qua, dopo di là, la casa con le ruote, la casa in affitto, per carità, però anche se è in affitto la senti comunque come casa tua, no? E bello, manca un po' la gente,
compagnie manco mi ricordo perché cambia uno al giorno. Gli amici diciamo fissi alla fine era più che altro Mauro, Christopher quando si usciva, che era un po' matto, diciamo che nelle discoteche lui era bandito, cioè proprio butta fuori appena lo vedevano dicevano no, tu non puoi entrare, e quindi era un po' particolare come tipo, e basta, va bene così. Avrei il gran desiderio di trovare Lio più di tutti, che era il lavapiatti, quello che mi voleva un bene dell'anima, quello che mi ha regalato il libro di Gibbon, La caduta e declino del Romano Impero, no? Era uno dei libri proibiti nel passato. Ma anche Piero, che saranno morti tutti e due appunto per vecchiaia, con tutta, cioè, non è che voglio portare pegue, però purtroppo c'est così. Se la vifioi. È proprio per questo motivo che la gente muore o di vecchiaia o per altre cose che io prendo e faccio le mie cose assurde. Un giorno prendo e vado a vivere in Scozia, un altro giorno prendo e vado a vivere in camper e con quel camper ritorno in Scozia e così. Sempre tutto questo grazie sempre a quel pensiero che domani, se non addirittura oggi, tutto questo può finire. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.